Parte da qui oggi, dalla stazione di Venezia Santa Lucia, la manifestazione Porto Aperto. Sono già centinaia le persone. Dopo Milano, anche a Venezia è stato organizzato il corteo People Prima le persone, per dire no alla politica della paura e alla cultura della discriminazione. È il momento di mettere in luce che c'è un'altra Italia, un'Italia aperta, un'Italia solidale, un'Italia che è capace di valutare e valorizzare qualsiasi persona, indipendentemente non solo dal colore ma anche dalla dimensione sociale da cui proviene. Tra i manifestanti anche esponenti del mondo politico, tra cui la parlamentare europea del PD, Cécile Kyenge, che a Strasburgo, giorni fa, ha proposto la candidatura di Venezia a capitale verde d'Europa nel 2022. Venezia è una città accogliente, Venezia, da qui parte anche l'iniziativa Porto Aperto, Venezia ha un cuore grande, Venezia ha una cultura che dobbiamo portare avanti, quella cultura che è contenuta anche nel progetto che noi stiamo portando avanti per fare in modo che con la nostra iniziativa Venezia non deve morire, perché anche quest'anima accogliente appartiene a Venezia, il cuore grande di Venezia. E soprattutto in una città di mare come Venezia, di laguna come Venezia, di acqua e di acqua salata come Venezia, i porti sono fondamentali e i porti sono i luoghi dove si attracca, dove le persone trovano asilo, dove le persone trovano accoglienza, e questo è il senso profondo di questa manifestazione, che naturalmente non si può che sposare e che si deve portare avanti, visto che nel nostro paese c'è il vento della xenofobia, del razzismo, insomma, che è pesantissimo, e quindi tutte le manifestazioni che vanno verso un segno contrario sono da noi accettate e anzi supportate. Durante il corteo sono stati distribuiti i tulipani. Questi tulipani sono il simbolo della primavera, è una nuova primavera per l'Italia. Migliore un sorriso, e quando prendete sorridete, il mondo non è cattivo, il mondo è un sorriso.